Transenne per chiudere i lati alle 14 in punto di sabato. Canton del Gallo, punto finale di via Roma in centro a Padova, diventa a senso unico per i pedoni. Sono entrate in funzione per la prima volta le disposizioni emanate dal comune per evitare folle assembramenti che si sono registrati invece nel precedente fine settimana lungo le principali vie dello shopping di Padova. Da Prato della Valle si può camminare su Corso Umberto e via Roma solo in direzione delle piazze. Per tornare indietro invece si utilizzano le vie secondarie del Ghetto oppure via del Santo o le Riviere. Canton del Gallo tra Piazza delle Erbe e Palazzo Moroni è il checkpoint più presidiato. Perché non si può tornare così, Direzione consigliata da Prato della Valle, si può andare solo verso Palazzo Moroni, poi si utilizzeranno le strade secondarie per tornare indietro. Il primo sabato di prova del senso unico pedonale, un'idea che è stata ben vista anche dai commercianti. Più soddisfatti del provvedimento i negozianti delle vie secondarie, mentre quelli di via Roma storcono un po' il naso, come Roberto, titolare di un'occhialeria. A livello di assembramenti rispetto a sabato scorso sicuramente meno gente, però comunque la mattina una bella giornata. Al pomeriggio non so come andrà. La gente però sembra gradire l'iniziativa. Assolutamente d'accordo. È una buona iniziativa. Sì, anche perché io vado a piedi. Credo che bisogna trovare un modo e se tutti i negozi sono aperti ovviamente qua c'è assembramento. Quindi se questo può essere un modo, ha senso farlo? Iniziativa utile? Per me sì, l'abbiamo fatta. Il passaggio di persone infatti sembra più ordinato, 35 vigili, 15 volontari della protezione civile, pattuglie della polizia e carabinieri che controllano la situazione pronti ad evitare intasamenti anche sull'Liston.